Buona giornata, ben ritrovati con l'approfondimento di Antenna 3 del mercoledì dedicato alla CGIL, quest'oggi con lo SPI-CGIL di Treviso. Saluto subito i nostri ospiti, benvenuti ad Annarita Contessotto dello SPI-CGIL di Treviso e a Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI-CGIL di Treviso. Buongiorno, benvenuti. Come sempre vi ricordo che anche voi telespettatori potete intervenire in diretta chiamando al numero che ora la regia vi farà vedere in sovraimpressione se avete degli interventi, delle domande che volete fare ai nostri ospiti. Allora, il tema di oggi è sicuramente un tema di interesse e di grande attualità, perché parliamo di invecchiamento della popolazione, parliamo di inverno demografico, parliamo di case di riposo e di rette delle case di riposo, il tutto con una indagine che è stata realizzata appunto dallo SPI-CGIL con l'analisi anche del contesto del quale stiamo parlando, quindi con un focus sulla demografia e sulla struttura, diciamo, socio-economica della nostra realtà in base anche a quella che è la normativa vigente. Allora, Annarita Contessotto, quella che ha curato di fatto l'indagine. Cominciamo con alcuni dati di composizione di quella che è la popolazione della provincia di Treviso. Abbiamo anche delle slide, la prima è proprio dedicata a questo tema. Certo, abbiamo una popolazione che si compone per una percentuale molto alta di over 65, cioè le persone anziane dai 65 anni in poi si attestano ad un 24%. Se messa in relazione alla popolazione giovane, cioè 0-14 anni, cioè quella fascia di soggetti che si va a concretizzare nel ricambio generazionale, vediamo che è esattamente il doppio. 12% i giovani 0-14 a fronte di un 24% di over 65, dove c'è a bilanciare il tutto la percentuale della popolazione attiva, cioè le persone comprese tra i 15 e i 64 anni, e per il 64%. Cosa ci dice questa prima immagine? Abbiamo esattamente gli anziani che sono il doppio dei giovani, ovvero ad un giovane corrispondono 2 anziani. Questo cosa ci dice? Che accompagnati poi a un altro indice che non vi ho introdotto qui, ma ve lo spiego brevemente, che è l'indice di dipendenza strutturale, che ci spiega quanto i giovani hanno, quanto la popolazione attiva ha in carico giovani e pensionati. Vediamo che la popolazione attiva ha un carico molto grande, che supera il 50%. In termini socio-economici significa già che si è a una situazione di squilibrio socio-generazionale e di scarso ricambio generazionale e di carico economico e sanitario della popolazione over 65. Quindi in termini più chiari è a rischio anche tutto il sistema pensionistico e previdenziale. Ecco, Vigilio Biscaro, quindi un'analisi un po', no, di questa slide che nella torta, insomma, che abbiamo visto già evidenzia quello che sarà appunto un problema sicuramente enorme da qui in avanti. Assolutamente, e questo fa pensare molto a noi, fa pensare molto anche a chi studia questi fenomeni, ma io vorrei che facesse pensare molto anche alla politica, perché non possiamo immaginare un paese dove abbiamo il doppio degli anziani rispetto ai giovani, perché è una società che fuori dai denti sta implodendo. Se ci mancheranno 6 milioni fra 20 anni a livello nazionale, chi è che sostituirà le persone che andranno in pensione nel frattempo
questa è una domanda che non può essere relegata a chi fa ricerca, ai sindacati solo, ma deve essere presa in mano da un lato dal sistema più generale e dall'altro, secondo me, dalla politica, perciò dai governi, perciò dal governo attuale e dal sistema produttivo. Mentre nel sistema produttivo qualcosa si sta facendo, nel sistema politico si continua o a negare la realtà oppure a corrispondere per i più anziani, per esempio, i bonus, per i più piccoli, per esempio ancora, i bonus. Questo non è sufficiente. Non è possibile che la legge di bilancio di quest'anno retroceda rispetto agli investimenti sull'istruzione. Noi abbiamo bisogno di far sì che quel 0-14 anni sia così basso rispetto è esattamente la metà degli anziani. Noi dobbiamo aiutare quella fascia là. Chi si aiuta nella fascia 0-14? Si aiutano le giovani coppie. Come fai ad aiutare le giovani coppie se non intervieni nel sistema più generale? Io sono franco su questo. Dobbiamo far sì che ci siano delle risorse non come bonus, non perché date una volta una tantum, ma nel sistema più generale, e perciò dico una bestemmia se dico che la gratuità dell'istruzione e della formazione fino a 18 anni in Italia possiamo permettercela. Se non facciamo così, è chiaro che le giovani coppie non riusciranno a invertire la rotta. Se non diamo, e qui apro una parentesi che è enorme, il rispetto del diritto alla casa. Se noi non diamo la possibilità a questi giovani coppie di avere una casa, come posso dire, decorosa, ok? E diamo la possibilità agli anziani di incontrare, l'ho detto altre volte, le generazioni più giovani, noi rischiamo di avere una società sedimentata in un percorso, in una china che ci porterà ad avere tantissimi anziani con bisogno di cure in più rispetto a quello che diamo oggi e i giovani lasciati soli, le giovani coppie lasciate sole. Per forza, se io non ho una prospettiva di lavoro tranquillo qui in Italia, quando avrò finito la scuola, e cioè la mia formazione media, oppure anche i laureati se ne vanno dall'Italia, perché qui non c'è futuro. È brutto dirlo in questo modo, ma qui non c'è futuro. Questa fotografia che ha fatto Anna Rita ci sta dicendo che cosa succederà. Dobbiamo intervenire, e perciò intervenire vuol dire far sì che le risorse devono essere allocate lì, non in altre parti. Non ci devono essere bonus, devono essere allocate lì. Si toglie a qualcuno? Sì. Togliamo ai ricchi? Si toglie a qualcuno? Sì. Togliamo la possibilità di fare un'evasione fiscale che ormai è tornata a livelli 2022 a 100 miliardi. Lì si trovano le risorse. Ecco, allora ritorniamo all'indagine di Anna Rita Contessotto dello CGIL con la tabella numero 3 relativa alla serie storica anche di giovani e anziani, nello specifico in provincia di Treviso, con una proiezione anche poi su quello che sarà lo scenario futuro se continueremo con questo trend. Esatto, se continueremo in questa direzione, come si è visto dal grafico, noi avremo due linee che vanno in direzioni totalmente opposte fino a formare un angolo per cui gli over 65, cioè le persone anziane, aumenteranno sempre di più, considerando i decenni dal 2014 al 2024. Le persone anziane sono cresciute di 33.572 unità. Quindi vediamo da 179.481 a 213.000
erotti, insomma, esatto. 0,53, quindi vediamo, un 33% non è poco vediamo in 10 anni. La proiezione nella linea che riguarda i giovani, quindi il ricambio generazionale. 0-14 anni, da 133.000 nel 2014 arriviamo al 2024 a 107.000. Ciò significa che sono calati di 26.518 unità. Questo cosa significa? Che diminuiscono gli asili, le scuole, tutti quei servizi che poi vanno a generare il futuro della società, perché qui si parla, la fascia 0-14 anni è il futuro della società ed è quello anche che inizia ad essere carente, perché appunto chiudono scuole, chiudono asili, saranno i futuri medici in meno, i futuri infermieri, i futuri insegnanti e quindi anche tutta una dimensione culturale, un terreno culturale che va riducendosi partendo proprio dalla base che è la formazione. Andiamo poi a vedere le proiezioni future, quindi dall'attuale al 2034 per poi fare un ragionamento anche sul 2044. Quindi 2034, tra 10 anni, poco meno di 10 anni, insomma, rispetto al 2024, che era il dato analizzato prima, arriveremo a 261.000 anziani, quindi dal 213.000 di oggi al 261.000, più o meno 40.000 unità in più, e per i giovani si cala di più o meno 10.000 unità. Ma se consideriamo il 2044, i dati sono molto allarmanti, perché avremo una popolazione anziana con più 98.504 unità, ovvero se possiamo rapportarla avremo tutta la città di Treviso che invecchia. Per contro i giovani avremo meno 6.000 unità, quindi da 107.000 del 2024 si arriverà a 100.958. Quindi avremo un leggero aumento rispetto al 2034, ma consideriamo i due dati nel 2044 futuri, avremo 296.000 anziani e 100.000 giovani. Un giovane ogni 3 anziani. Questo cosa comporta a livello di impatto demografico, di programmazione sociosanitaria e anche economico-politica, che il tessuto del produttivo e socio-economico del territorio si riduce e un territorio con l'età media della popolazione attiva, cioè quella che muove l'economia del paese, alta, perché già attualmente l'abbiamo in media di 47 anni / 50, significa che diventa meno attrattiva, perché è una popolazione che chiaramente per età anagrafica è meno anche dinamica rispetto a tutti i processi anche socio-economici che richiedono molta velocità, resilienza, know-how. Dall'altra parte avremo il longevity shock. È un concetto nuovo ed estremamente attuale. Cosa significa? Cioè lo shock della società rispetto a non avere strumenti per far fronte a un impatto di anziani così ampio, quindi programmazione sociosanitaria e servizi sociosanitari, e far fronte anche a tutto un sistema di welfare familiare che va dissestandosi. Ecco, per restare in equilibrio, qual è il rapporto? Abbiamo visto che si potrà arrivare ad un giovane a fronte di 3 anziani. Un sistema come il nostro, che numeri dovrebbe avere per poter reggere? Beh, allora, il rapporto ideale sarebbe 1 a 1, un anziano ogni giovane. Ancor meglio se ci fossero 2 o 3 giovani ogni anziano o ogni adulto, perché questa è una società, vuol dire giovane, con grande ricambio generazionale e che garantisce un dinamismo. Come era stato all'epoca del baby boom, degli anni 60. Negli anni 60 era così, però dobbiamo anche adeguarci. Io sono sul serio
molto perplesso quando vedo questi numeri che mi dà Anna Rita e dico ma che cosa possiamo fare? Possiamo fare tanto sia a livello locale ma anche a livello nazionale. E quando Anna Rita parla di programmazione sociosanitaria, io dico, quando noi parliamo di programmazione economica nel nostro sistema produttivo, vuol dire che dobbiamo far investire le aziende sul futuro. Vuol dire che certamente avremo bisogno di lavori manuali, ma sicuramente noi vinceremo la sfida se invece investiremo sui cosiddetti investimenti intangibili, su quelli che chiamiamo i beni immateriali, perciò sul software, sulla digitalizzazione, sulla ricerca e sull'innovazione, cose che oramai non stiamo facendo da anni perché la competitività che in Italia si è data in questi ultimi anni, e lo sappiamo tutti, ha riguardato più i salari, le retribuzioni che gli investimenti. Perciò io la competitività l'ho fatta sul costo del lavoro. Noi parliamo in questo modo. Non l'abbiamo fatta sull'innovazione, non l'abbiamo fatta sulla qualità del prodotto, l'abbiamo fatta sul tenere bassi i salari. Il risultato è questo, che da 30 anni abbiamo salari che calano in Italia, mentre negli altri paesi europei con i quali noi ci confrontiamo invece è cresciuta, e abbiamo una popolazione che se non ci fosse lavorativa, che se non ci fossero gli immigrati avremmo problemi ancora più grandi. Perciò io sono un boomer, perciò mi ricordo com'era il rapporto fra chi andava a lavorare e chi era in pensione. Noi dovremmo avvicinarci a quell'1,1 in più, 1, magari 15, 1,18, perché altrimenti il sistema non regge. E non regge non perché lo diciamo noi, perché siamo cattivi, eccetera. Non regge proprio perché quegli investimenti che noi dobbiamo mantenere per la popolazione anziana non saranno più in grado di essere prodotti. Perché poi chi le paga le pensioni degli anziani se non ci sono più giovani che lavorano? E arriviamo lì. Se noi abbiamo due lavoratori che pagano i contributi, chi è in pensione è tranquillo. Può anche vivere molti anni, è tranquillo. Ma se invece c'è 1 a 1, delle due l'una, chi privilegiamo? È brutto dirlo, chi privilegiamo? Questa è la situazione che abbiamo in Italia. Allora, sentiamo intanto, abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno, Paola da Padova. Buongiorno Paola, prego. Buongiorno. Per modo di dire, perché a sentire certe cose veramente si va il boccone per traverso, a sentire ancora questa solfa che gli immigrati ci pagano le pensioni, allora viene da dire: ma cari signori, a parte le pensioni minime, io sto parlando di pensioni normali dove abbiamo versato sudore e anche tanti contributi, chi se li sono mangiati i nostri soldi? Perché non ce la potete mica ancora raccontare con la storia che abbiamo bisogno di immigrati perché ci pagano le pensioni. Noi i nostri contributi, anche tantissimi e salatissimi, li abbiamo versati. Se li sono mangiati qualcuno, voi Gislo o chi per esso, dove eravate fin tanto che questi soldi nostri venivano rubati? No, questa cosa non si può sentire. Anzi, visto che siamo in discorso di immigrati, i loro padri che portano qui, che non hanno certo versato una lira, visto che non sono italiani, non hanno mai pagato contributi in Italia, e gli diamo la pensione minima a mamma e papà, che vuol dire 1.200 euro al mese. Questi soldini qui li teniamo in conto o ci viene a dire ancora ogni immigrato minimo da 2 a 4 figli, bonus scuola, asili, scuole, sanità eccetera, che noi contribuenti paghiamo con i nostri contributi? Ci viene ancora a raccontare che un immigrato che di solito lavora solo il capofamiglia con 3 figli e moglie a carico, con quello che costa di servizi, che ci pagano ancora i contributi a noi? No, innanzitutto, poi per un altro discorso sulle case di riposo, ma dove eravate fino adesso a vedere che il numero era bassissimo
dove eravate a non vedere che abbiamo un bisogno estremo degli anziani di co-housing, dove non c'è da spendere una lira, basta solo che vengano adattate queste case e poi l'anziano con la sua pensione che ha dai suoi contributi si paga il suo affitto. È proprio una mancanza di progettazione e non può essere che i problemi... Allora signora Paola, grazie, intanto abbiamo capito il senso del suo intervento. Vigilio Biscaro. Paola, io rispetto tutte le opinioni, ma quello che lei ci ha raccontato adesso potrei ribaltarglielo. Dov'era lei quando la CGIL, quando CGIL e CISL a livello unitario, ma io parlo per la CGIL, manifestavamo per queste problematiche qua? Perché la storiella dei contributi è bene che la finiamo. Anch'io ho pagato tutti i contributi per 42 anni, non c'è mica nessun problema. Il problema, cara Paola, e glielo dico molto francamente, se non ci sono tanti contributi mensilmente per pagare le pensioni che mensilmente l'INPS eroga, le pensioni vanno in crisi. Questa è aritmetica da scuola elementare, perché non abbiamo un sistema a capitalizzazione, parlando del sistema previdenziale. Abbiamo un sistema a ripartizione, che è un sistema solidaristico fra generazioni. La generazione che lavora paga i contributi per le pensioni delle generazioni che sono andati in pensione. Mi spieghi lei come facciamo se non c'è forza lavoro tale per cui almeno si arrivi al pareggio? Tanti contributi entrano in un mese e tanti contributi escono per pagare le pensioni. Sugli immigrati sarò franco anche qui, io non so dove lei viva, probabilmente vive in un paese diverso dall'Italia, so che è di Padova, ma Padova dovrebbe essersi accorta di questo. Se noi non avessimo, e se no vada a parlare con la Confindustria, vada a parlare con la parrocchia, vada a parlare con chiunque, se noi non abbiamo forza lavoro sufficiente per riempire le nostre esigenze dal punto di vista delle fabbriche, degli enti, eccetera, eccetera, dei servizi, dove li andiamo a recuperare? Il problema nostro è che ce lo siamo nascosti forse per troppo tempo, è l'integrazione di queste persone, perché altri paesi europei ci hanno dato una strada, una via, un esempio di come integrare queste persone, perché altrimenti il fatto di fare 2 o 3 figli, lei sarà figlia di una famiglia che ha fatto non so quanti figli, io sono figlio di una famiglia che ha fatto 6 figli, io ho fatto 2 figlie, se le mie figlie non fanno almeno 2 figli ciascuna, la demografia ci dice che andiamo ad implodere. A me dispiace di essere stato così, come posso dire, tranchant sulle cose che ho detto, ma non è questo il problema, signora Paola. Il problema è che dobbiamo formare tante persone che vadano a lavorare nel sistema produttivo più generale, no? Dobbiamo avere tante risorse per poter garantire a lei, a me e a tutti quelli che hanno pagato i contributi, perché in Italia le pensioni minime, non me ne frega, no, le pensioni minime sono un problema. Noi parliamo delle pensioni di anzianità, cioè quelle che hanno dei contributi da lavoro alle spalle. Se non abbiamo lavoratori che vanno a pagare, che vanno a lavorare nelle fabbriche, non avremo neanche i contributi per poter pagare queste pensioni. Quelle sociali, quelle, diciamo quelle minime, è un'assistenza, cioè lo Stato perché italiano, non hanno dei contributi perché dietro non hanno che dei sono contributi, stati versati. e di questi qui cosa facciamo? Cosa facciamo di queste persone qua? Le mandiamo via? Le facciamo morire di fame? Le lasciamo là in un ghetto? Noi, spero, no, continuiamo ad essere invece un paese che tiene conto anche di queste situazioni. Il problema, vede, è che, cara Paola, dopo ho finito, noi ci facciamo narrare molto tranquillamente da persone che ci sviano i veri problemi. I veri problemi sono quelli che prima Anna Rita ha detto. Se c'è questa situazione demografica,
O noi diciamo che l'Italia imploderà e perciò fra 10-20 anni, fra 30 anni avremo magari 50 milioni di persone e il 50% di queste persone sarà ultra 65enne, chi le assisterà? Con quali risorse verranno assistite queste persone? Per questo entra la questione politica. Noi dobbiamo essere chiari su questo, non dobbiamo aver paura nel dire che chi ha di più deve pagare di più rispetto a chi ha di meno, altrimenti il sistema non regge. Che ci sia un governo di destra, che ci sia un governo di sinistra, che ci sia un governo di centro, questi sono i problemi. Se non rispondiamo a queste esigenze qui, siamo tutti bravi a parlare come il sottoscritto, purtroppo che si è dilungato un po' troppo. Grazie Paola. Allora, vediamo la pubblicità e dopo Anna Rita interviene anche lei. Allora, pubblicità, linea alla regia, tra pochissimo torniamo in diretta. Eccoci nuovamente in diretta con l'approfondimento, quest'oggi in studio con lo SPI CGIL, Anna Rita Contessotto e Vigilio Biscaro dello SPI di Treviso. Rispondendo alla signora relativamente alla telefonata di prima, Anna Rita Contessotto voleva anche fare una precisazione in relazione anche ad uno studio, proprio ad un'analisi che voi avete fatto e presentato non molto tempo fa, relativa anche a quelli che sono i tassi di fecondità della popolazione immigrata nel nostro territorio. Sì, difatti gli immigrati, quando si insediano nel nostro territorio, adottano anche le modalità di riproduzione della popolazione autoctona, se vogliamo dirlo, perché ho visto in 10 anni in tutte le province del Veneto in media si è ridotto il tasso di fecondità tra gli immigrati del 50%, quindi anche come si sperava in un ricambio generazionale garantito dalla popolazione immigrata non è così solido questo teorema. Ecco, quindi c'è anche questo dato, insomma, da tenere presente. Proseguendo con l'indagine, vediamo insieme la prossima slide, la numero 4, che poi è relativa anche all'invecchiamento della popolazione in relazione al genere. E qui il titolo adesso è coperto dal numero di telefono, ecco, lo vediamo, la vecchiaia è femmina, magari poi rimettiamo il numero che così sì, se ci vogliono telefonare da casa ce l'hanno in sovraimpressione, la vecchiaia è femmina, anche questa è una notizia che ci stupisce fino a un certo punto, no? Sì. Perché le donne vivono più a lungo, sono più longeve, magari con più patologie croniche, però vivono più a lungo, anche proprio l'età media prevista dall'Istat ci sono 2-3 anni di differenza rispetto agli uomini. Lo vediamo questo poi nell'analisi demografica perché sopra una certa soglia, ovvero tra gli over 85, cioè le donne che superano gli 85 anni, sono esattamente il doppio degli uomini. Se poi consideriamo quelle che superano i 90 anni, addirittura sono oltre il 70%. Comunque questa differenza di maggioranza della parte femminile su quella maschile si manifesta dopo i 70 anni di età. Dopo i 70 anni abbiamo il 52% sono donne, il 48% uomini, fino a differenziarsi, come vi ho detto, nelle percentuali di prima. E questo poi cosa comporta? Che dal punto di vista anche di situazione socio-economica, tra le donne le pensioni sono anche le più basse, un po' per storicità anche del ritardo o nel non ingresso nel mondo del lavoro, e rispetto poi alla sostenibilità economica della vecchiaia all'interno delle case di riposo si presentano problemi consistenti. Nel territorio trevigiano abbiamo tra le pensionate e i pensionati una media di pensione che si aggira attorno ai 1.450 euro mensili, e consideriamo che il 31%
dei pensionati totali non raggiunge i 1.000 euro, ovvero più o meno sui 78.000 pensionati hanno una media così bassa, cioè di sotto dei 1.000 euro. Cosa significa in termini di sostenibilità della vecchiaia? Lo vediamo poi con la slide sulle rette. Ecco, perché tra l'altro, sì, è brutto da dire, Vigilio Biscaro, però anche gli anziani non sono tutti uguali, cioè nel senso che dal punto di vista dell'impatto della vecchiaia, avere più donne anziane, addirittura sopra gli 85 anni, sono il doppio degli uomini, non è la stessa cosa se quello stesso numero di persone fossero uomini, perché c'è un divario nel reddito tra uomini e donne che poi va ad incidere anche quindi su tutto quello che è il resto dei servizi di sostegno alle persone anziane. Quindi 100 donne avranno un reddito più basso e quindi meno soldi per pagarsi la casa di riposo rispetto a 100 uomini, quindi allo stesso numero di persone ma di genere diverso. Anche questo è un dato di fatto che purtroppo è preoccupante. Potrei dire che non aggiungo altro a quello che hai detto, ma una puntualizzazione la vorrei fare. Noi pensiamo sempre che le donne, no, le vedove, ecco, vivono di più, stanno meglio, eccetera. Non è mica proprio così, perché al massimo hanno la pensione di reversibilità quando ce l'hanno. E perciò il problema dal punto di vista sociale diventa pesantissimo, perché se non abbiamo quei servizi, magari dopo parleremo delle rette, parleremo delle case di riposo un po', insomma, ecco, se noi non li abbiamo, è chiaro che quelle questioni che solleviamo da tempo, compreso il co-housing, per mettere insieme generazioni diverse, è una delle tante soluzioni, ma sicuramente un aiuto. L'altro è proprio la questione del valore della pensione quando uno va in quiescenza. E perciò, mentre le generazioni che sono andate in pensione con il sistema retributivo, quando uno dei due coniugi muore, se muore l'uomo, e qui è evidente che muore prima l'uomo, le superstiti, le vedove, avranno una pensione di reversibilità un po' più alta. Ma se invece facciamo un ragionamento di tempo, e cioè tutti quelli che hanno iniziato a lavorare nel 1996 e che avranno il sistema contributivo come calcolo della loro pensione, qui le cose staranno ancora peggio, perché già oggi chi va in pensione col sistema contributivo perde il 35 il 40% rispetto a chi è andato in pensione con il conteggio retributivo. Quindi diciamo quelli che andranno in pensione tra una decina d'anni più o meno, sì, insomma, indicativamente. Le pensioni di reversibilità sia dell'uomo o della donna, ma è chiaro che sarà ancora più basso, allora le problematiche che dovremo gestire saranno ancora più acute e questo non possiamo risolverlo solo a livello locale, perché in provincia di Treviso si fanno sforzi enormi da parte di tantissime amministrazioni, da parte di tantissimi enti e di associazioni di volontariato per dare una mano a questi anziani. Deve essere una cosa più strutturale, cioè avere dei servizi pubblici che diano queste risorse. Altrimenti, ahimè, ci troveremo a gestire solo casi pietosi a volte no, ma che non hanno una strutturazione, e ho finito, pubblica, perché dobbiamo pensare che la cosa deve diventare nel tempo strutturale, non possiamo fare, come posso dire, dare risposte a questi bisogni con dei bonus, dobbiamo dare risposte
Alla fine appunto, poi per no, è tutti. anche un cane che si morde la coda, perché alla fine le donne hanno di fatto delle pensioni più basse perché magari nel corso della vita hanno svolto anche altre funzioni all'interno della famiglia oltre al lavoro, magari hanno interrotto per dei periodi per occuparsi dei figli piuttosto che per dei genitori anziani, hanno magari fatto più ricorso al part-time proprio per dedicarsi alla famiglia, quindi alla fine ovviamente tutto questo si ripercuote sul reddito, sui contributi versati e quindi sulla pensione futura, no Anna Rita Contessori? Esatto. Assolutamente vero. E infatti qui la sostenibilità poi della l'ultima parte, insomma, della propria vecchiaia, perché abbiamo visto che la maggior parte delle persone anziane che hanno più di 80 anni sono assistite nelle case di riposo. Ed è qui il problema, è l'impatto economico, perché la retta non è a portata di tutte le pensioni. Con la propria pensione, come prima diceva anche la signora, non è sostenibile il costo mensile, perché da delle analisi abbiamo visto che c'è una differenza intanto tra residenza pubblica e privata, e in media le rette con impegnativa di residenzialità. Ecco, vediamo, è la tabella numero 5, no? Esatto, Questa, dove avete esatto. fatto anche un raffronto tra le rette con impegnativa, senza impegnativa e poi tra le varie province della nostra regione. Eccola qui, la stiamo vedendo infatti. Esatto, le rette con impegnativa si aggirano nel 2025 a 63 euro giornalieri, senza impegnativa, che è quel supporto economico erogato a livello regionale in base però a dei fondi, non in base al fabbisogno, questo è importante dirlo, abbiamo da 63 euro con l'impegnativa giornaliera a 92 euro senza impegnativa. E questo cosa significa in termini economici? Che un soggetto nel privato deve sostenere il costo della sua residenza all'interno della struttura almeno 1.960 euro mensili. Senza impegnativa dovrebbe sostenere 2.792 euro mensili. Questo cosa significa rispetto alla fotografia della pensione media? Che è di difficile sostenibilità economica e sociosanitaria anche questo ultimo passaggio, e questa fascia di popolazione va tutelata e ci devono essere delle programmazioni in questa direzione. Ecco, che cosa significa, chiedo perché stavo guardando appunto i dati della tabella, che cosa significa questo incremento abbastanza consistente negli ultimi 3 anni poi di fatto delle rette senza impegnativa? Allora, le rette senza impegnativa sono quelle per cui non vengono bilanciate attraverso il contributo. Qui si parla di impegnativa residenziale, è questo contributo erogato a livello regionale per gli ospiti non autosufficienti. Chiaramente l'incremento è dovuto alla necessità di bilanciare l'inflazione, i costi che aumentano, e quindi tutta la parte dei servizi anche erogati che vanno poi controbilanciati sui costi. E per questo vi è poi una differenza tra chi accede con o senza impegnativa di 30 euro. Che non sono pochi. Non sono pochi. Non sono pochi. Il problema, e qui io aggiungo un problema che è più generale, che non vale solo per le case di riposo, perché le case di riposo, se io le residenze per gli anziani, se io le paragono a qualsiasi altra azienda o, come posso dire, impresa nel mercato, sia privato e sia pubblico, c'è un grosso problema che viene sottaciuto quando discutiamo con i politici, ed è il costo dell'energia, per esempio. Allora noi, quando abbiamo deciso di, per la questione della guerra russa-ucraina, no? Abbiamo deciso di imporre delle sanzioni
E poi con la questione dei dazi, oggi, 2025, il costo dell'energia, che vale sia per le imprese private, ma che vale anche per le residenze degli anziani, è triplicato. Questo vuol dire che chi governa queste case di riposo, questi servizi, deve bilanciare all'interno dell'organizzazione complessiva un costo che è aumentato così tanto. Cioè, non so se quindi non sono capiamo, servizi in più, non so se capiamo tre volte tanto l'energia. Vuol dire che nelle case di riposo, banalmente, sapete, o non le riscaldiamo, o non le climatizziamo, o non abbiamo tutti i servizi che finora sono stati erogati, oppure un aumento di costo deve essere finanziato e la Regione non lo fa perché queste case di riposo, io parlo delle pubbliche, perché sul privato, quello che ha detto prima Anna Rita, bisogna tenerne conto. Sapete cosa vuol dire pagare 3.000 euro di retta al mese? Chi lo può fare? Ecco, allora, invece parlo delle case quelle pubbliche, case di riposo pubbliche. Bene, qui ci deve essere un intervento finanziario da parte della Regione e non può essere che le cose vengano sempre rimandate e noi dobbiamo scendere in piazza ogni volta perché queste cose non vengono fatte. Ma chi lo può fare? Lo deve fare. E qua c'è una mancanza non solo di programmazione, ma c'è anche una mancanza di scelta politica sui finanziamenti che noi dobbiamo garantire, io lo dico così, che dobbiamo garantire alle persone che hanno più bisogno. Ecco, allora io andrei adesso a vedere con Anna Rita Contesotto l'ultima slide, che è proprio quella relativa alle rette e a quelli che sono al confronto praticamente tra le rette nell'ultimo triennio dal 23 al 25. Il valore che vedete è in euro e siamo suddivisi, no, a RSA del privato con impegnativa, privato senza impegnativa, pubblico con o senza impegnativa. Esatto. Spiegateci un po' questi dati. Sì, allora, questo ci dà proprio uno spaccato di quello che è realmente l'impatto economico che il soggetto deve sostenere. Cosa significa? Nella prima parte della sinistra abbiamo il quadrante della fotografia del privato. Il privato con impegnativa di residenzialità, cioè quello che vi spiegavo prima, vedete che c'è un margine relativamente di aumento in 3 anni ridotto di 3 euro. Quindi da 61 a 64 esatto, euro. A 64 euro. Si intende al giorno, sì, al giorno. Queste sono rette giornaliere, costi giornalieri. Vedete qui nel privato senza impegnativa come schizza l'aumento più o meno del 10%. Quindi allora, da 85 euro al giorno a 93 euro al giorno. Esatto, da 93 euro questo. Quindi già senza impegnativa più con un impatto di aumento in 3 anni. Difficile da sostenere. Sempre, come diceva Vigilio, non si traduce questo in più servizi, ma solo in ammortizzamento anche delle crisi economiche e dei costi che salgono. Nel pubblico abbiamo una tenuta differente, perché abbiamo un aumento ridotto di 1 euro per la parte con impegnativa e senza impegnativa altrettanto di 1 euro, quindi è molto più bilanciato. Quindi il pubblico ha contenuto, diciamo, sì, l'aumento più in a quello gestire che è poi il pagamento che la famiglia deve pagare, che l'anziano deve pagare. Se vediamo poi il ragionamento a livello regionale, che si traduce in modo omogeneo anche in tutte le province, è che il 12% dei servizi è riuscito a non aumentare le rette ed è una percentuale molto ridotta. Il 3% solamente le ha diminuite, quindi ha avuto margine di fare una diminuzione che comunque non genera chissà quale sollievo a livello economico, e invece il 62% dei centri servizi ha dovuto aumentare le rette.
Ecco, e questa è un'altra nota dolente, no? Perché poi alla fine da qualche parte questi soldi le famiglie li devono tirar fuori. E se non le tirano fuori le famiglie, entrano gli enti locali, le amministrazioni comunali, entra la regione, come dicevo prima. Perciò io mi auguro che da questi dati chi deve prendere delle decisioni, e non sto parlando delle residenze per anziani, sto parlando della politica regionale, sappia dove deve andare. E qui c'è poco da scherzare. Qui dobbiamo decidere se le residenze per gli anziani devono continuare a essere residenze così dove gli anziani vengono collocati, ospitati e basta, oppure, come fanno tante case di riposo, per carità, assolutamente vero, devono diventare invece ancora un incontro fra chi può gestire queste residenze nel modo migliore e le persone, la popolazione attiva, perché le case di riposo sono un mondo a parte, è vero, noi anziani le conosciamo, non tutti gli anziani conoscono le case di riposo come le conosce il sindacato, e qui parlo unitariamente. E perciò quello che dobbiamo fare con chi organizza queste case di riposo è una cosa: bussare alla pianificazione regionale e dire: cosa facciamo di questi anziani? Li teniamo? Li facciamo vivere un po' più tranquillamente oppure ce ne dimentichiamo? A volte ce ne dimentichiamo perché è più facile, e allora qui torna il ragionamento del co-housing, qui torna il ragionamento di far vivere gli anziani nella propria famiglia il più possibile, qui ritorna il ragionamento che le coppie giovani con figli possono utilizzare le conoscenze degli anziani se possono vivere ancora insieme. E in ultima, insomma, il ragionamento sulle case di riposo. Il co-housing è una cosa sulla quale voi battete particolarmente, che in effetti fino a qualche anno fa era questa sconosciuta, possiamo dire, mentre ora se ne parla sempre più di frequente. Sì, e parlando praticamente, se io sono un'amministrazione locale, un'amministrazione comunale e ho degli immobili e ho degli spazi dove con una ristrutturazione e riorganizzazione di questi spazi faccio convivere queste generazioni, io do una risposta per il futuro, non do una risposta a quelle persone là solo, ma faccio capire che la cultura di una società dove generazioni giovani, generazioni attive, chi è in formazione come i nipoti e gli anziani possono convivere e trasmettere questi saperi e dare una mano anche alle giovani coppie. Io qui insisterò sempre, perché non è possibile oggi avere una società divisa. Chi è attivo è per conto suo, un ambito per conto suo. Chi è fuori, chi è andato in quiescenza, un altro ambito. Chi è in formazione, un altro ambito. La società deve contaminarsi, tra virgolette, altrimenti è una società che non risponde e non risponderà alle esigenze del futuro. Questo è quello che dico io. Che poi sembra anche una grande novità, no, Vigilio Biscaro, ma in fondo una volta succedeva questo. Una volta sì, ma stiamo parlando di una società che è profondamente che non c'è più, è vero. Allora, siccome non c'è più, non ci sono le grandi famiglie, bene, noi dobbiamo sostituire quei servizi che all'interno di quelle grandi famiglie, con tutte le pecche che ci sono, qui non c'è il tempo per spiegarlo, perché io non è che ami tanto quella società là dove il patriarcato regnava tranquillo, no, io non l'amo quella società là, però amo la solidarietà tra generazioni che lì invece c'era. E che lì si approfittava del sapere, io dico del sapere delle persone più anziane da trasmettere alle persone più giovani. Se riusciamo anche a farli vivere insieme, ecco, avremmo fatto bingo secondo me, però è una mia opinione. Bisogna ricreare il patto intergenerazionale.
Brava. Di questo se ne parla molto, no? Sì, Anna Rita sì, Contessotto. Ricostruire proprio questo patto tra generazioni, che è fondamentale anche alla luce, ritorniamo all'inizio di quello che abbiamo visto nella prima slide, proprio in proiezione anche rispetto a quello che è l'andamento demografico nel nostro territorio, proprio perché se non si riesce a ricostruire questo patto intergenerazionale sarà davvero difficile avere una società con un futuro. Sì, e ricostruirla, perché è venuto anche meno il patto di reciprocità nella società e con la società. Ecco, Sì, siamo è vero. ormai arrivati al termine di questa puntata dell'approfondimento. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ad Anna Rita Contessotto, grazie a Vigilio Biscaro, Grazie a SPICIGL di Treviso, a tutti voi telespettatori che ci avete seguito. Un buon pomeriggio. Arrivederci.